Andrea, e come sempre quando lo ricordiamo viene fuori il sole. Questo è un messaggio che ci lancia Andrea dall'alto. Ci sarà un minuto di raccoglimento, per cui chiediamo in questo momento un po' di silenzio. Grazie.
Grazie a tutti per aver voluto onorare con noi il ricordo dell'amico Andrea e celebrare anche quest'anno, malgrado le condizioni meteo dessero previsioni avverse nei giorni scorsi. Siamo qua in tanti a festeggiare, a vivere una giornata di festa, festa dello sport, festa del nuoto, festa di amore per la vita, come sarebbe piaciuto a Andrea e a tutti gli amici. Quindi grazie ancora a tutti e passo la parola a Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso, per un suo saluto. Carissimi campioni, un grande saluto ed un ringraziamento per essere sempre presenti a memoria di Andrea Bettel, perché io credo che questa sia una dimostrazione di amore e di affetto per uno che non c'è più, ma che ci guarda e ci dice: continuate a portare avanti lo sport, perché lo sport è vita e io sono in un'altra vita, ma voi dovete continuare questa con l'amore, con l'affetto e con la simpatia. Treviso vi abbraccia tutti quanti e vi dice: non mancate mai a questa magica festa dello sport natatorio. Ringrazio la famiglia, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo magnifico memorial e un grande abbraccio, un grande saluto. Le braccia di Treviso sono sempre aperte per tutti voi. Un abbraccio, un bacione alle donne, perché queste sono la cosa più bella che il Padre Eterno ha creato. E un abbraccio, una stretta di mano agli uomini. Grazie Sindaco. E nel celebrare questa giornata di festa, il Presidente dell'Associazione Sportiva Natatorio Treviso, il Maestro dello Sport Vincenzo De Sio, consegna un piccolo presente a Giancarlo Gentilini e un piccolo presente anche a Gianna Cazzaro, mamma di Andrea, in ricordo di questa giornata di festa che rammentiamo a tutti. Avete visto nei Deplian, nelle presentazioni della manifestazione, ogni anno è legata anche a qualche iniziativa di solidarietà e quest'anno Natatorio in Treviso, lo staff della squadra maschio di Treviso ha scelto di destinare la raccolta di fondi di offerte ai Clown in Corsia, l'associazione Onlus che si occupa di alleviare le pene di chi, dei bambini più piccoli, dei più giovani, si trova in ospedale. E quindi grazie anche a tutti voi per il sostegno che avete voluto offrire anche a questa iniziativa di solidarietà, proprio perché lo sport è dare valore alla vita e quindi essere anche di sostegno, di aiuto a chi è meno fortunato di noi, che possiamo goderci questi momenti.